Non c'è pace per Piazza Repubblica, da tempo al centro delle polemiche per le cattive frequentazioni. È accaduto un ennesimo atto vandalico nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 agosto. Qualcuno ha lanciato delle bottiglie di vetro contro le vetrine e la porta d'ingresso del Caffè Firenze sotto i portici del centro commerciale Le Corti. A denunciare l'accaduto i titolari. La porta è stata danneggiata, i vetri sono andati sparsi ovunque, ma la zona è già stata ripulita dai titolari proprio per riaprire puntualmente e non interrompere il servizio. Intanto ovviamente arriva lo sfogo da parte del titolare Matteo Milani, che dice non è accaduto niente di grave, ma stiamo sconcertati da questi fatti che continuano senza sosta, e questo nonostante la presenza delle forze dell'ordine e anche delle bancarelle del mercato che hanno portato un buon movimento nella zona. Non basta comunque per renderla più tranquilla.